Nel caso specifico di Bassano della Madonnina, i tamponi sono stati fatti i tamponi a tutti all'interno, è stata chiusa insomma in via precauzionale la casa, la struttura, sono stati fatti i tamponi a tutti i pazienti, a tutti i degenti insomma, ma anche a tutto il personale e oggi il risultato è che abbiamo 20 operatori positivi e 5 degenti. Abbiamo proprio già fin da subito quindi disposto delle linee guida che abbiamo inviato e stiamo inviando in questi minuti a tutte le strutture per anziani, proprio dicendo anche il percorso corretto, quindi l'isolamento di questi nuclei, evitare che ci sia commistione appunto tra personale che può essere appunto infetto e degenti, e quindi tutte le precauzioni e poi le precauzioni legate appunto a quelle che sono le normali igiene, i DPI per il personale, insomma, cercando quindi di contenere il più possibile all'interno di questi luoghi che sappiamo essere luoghi molto fragili, insomma, quello che può essere la propagarsi del virus. Lei ha parlato oggi proprio di quello che è il personale osso sanitario comunque all'interno delle, case di riposo, quindi con una certa problematica. Sì, noi stiamo assistendo oggi purtroppo e il grido d'allarme mi arriva dalle strutture, dalle associazioni URIPA, UNEBA, che dicono allora le strutture sanitarie stanno assumendo e quindi stanno a fare lo scorrimento delle graduatorie, infermieri e OSS, in molti casi hanno infermieri e OSS che lavoravano dentro le strutture per anziani, le case di riposo. Poi ci sono il personale che è positivo e quindi deve fare l'isolamento e quindi si rischiano di avere delle strutture un po' al collasso. In questo caso quindi abbiamo già un po' attivato la filiera, quindi cercando di recuperare personale in pensione, oppure anche con la cooperazione sociale cercando di mettere in moto e di recuperare più personale, più operatori possibili, oppure anche tramite il volontariato, insomma Croce Rossa, Croce Verde si sono resi disponibili eventualmente ad arrivare, ad venire in soccorso in queste situazioni. Il piano strategico della Regione Veneto prevede una struttura, un ospedale Covid, coronavirus, per ogni provincia, per ogni insomma, azienda sanitaria. Per quanto riguarda il Vicentino, quindi sia per l'USL Pedemontana che per l'USL Berica, è stato individuato l'ospedale di Sant'Orso, proprio perché ha reparto di malattia infettiva, terapia intensiva, semi-intensiva, quindi è attrezzato per questo. Però io vorrei tranquillizzare insomma, i cittadini di quel territorio, l'ospedale oggi funziona a pieno regime, insomma, previsto con le diminuzioni che abbiamo previsto per andare incontro a questo periodo molto difficile e quindi questo piano scatterebbe solo nel caso in cui tutti i posti letto che noi abbiamo messo a disposizione e abbiamo ricavato in tutti gli ospedali andassero in saturazione.